Martedì 21 novembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con il Corriere delle Alpi, la notizia messa in primo piano riguarda sempre il femminicidio avvenuto in Veneto la scorsa settimana. È stata accoltellata a pochi metri da casa. Il ritrovamento di una lama cambia la ricostruzione. Imputazione più grave per Turetta, sequestro e omicidio volontario. Notizia che interessa purtroppo la morte di Giulia Cecchettin. In questo scatto dal titolo "Lottiamo per Giulia" vediamo gli studenti che ieri mattina davanti alla facoltà di ingegneria, facoltà dove Giulia era studentessa, hanno manifestato nel nome di Giulia Cecchettin e contro la violenza di genere. La prima pagina del Corriere delle Alpi è interamente dedicata appunto al femminicidio avvenuto in provincia di Venezia. Parole shock, Valdegamberi attacca Elena Bufera sul post del consigliere, mette in dubbio il dolore di Elena Cecchettin, in questo caso la sorella di Giulia, l'accusa di satanismo. Bufera su Stefano Valdegamberi, eletto nella lista Zaia, consigliere regionale, l'opposizione dimissioni. E a proposito della sorella di Giulia, mia sorella era buona ma non una ingenua, le colpe dei maschi. L'approfondimento di articolo troverete a pagina 5. E domani in Senato, braccialetto e allontanamenti, stretta in arrivo antifemminicidi. Braccialetto elettronico e allontanamento urgente dalla famiglia sono alcune delle norme contenute nella legge che il Parlamento sta per approvare per contrastare la violenza di genere. Emma Ruzzon, uniti contro la piramide della violenza. Ieri mattina un fiume di persone ha riempito il cortile del Dipartimento di Ingegneria. Ecco l'articolo che accompagna la foto di copertina che frequentava Giulia Cecchettin. A volte si dà per scontata la partecipazione, in particolare in momenti come questi, eppure ieri si percepiva qualcosa di infinitamente più importante della sola vicinanza, la responsabilità collettiva. Nemmeno questo è scontato quando succede che un uomo ammazza una donna, che la violenta. A tutto siamo abituati tranne che a leggere di responsabilità. Si parla di mostri che hanno agito mossi da qualche istinto inspiegabile che rassicurano nell'essere percepiti come lontani. Non siamo abituati a chiederci perché i femminicidi accadano. L'approfondimento di Emma Ruzzon a pagina 8. Il racconto, Fabrizio Brancoli, i due padri e il peso del perdono. Delle famiglie dei due ragazzi abbiamo sempre pensato, il destino potrebbe farsi atroce e dividervi inevitabilmente. Invece questa umanità resiste. Ieri il padre di Filippo ha scritto a quello di Giulia. L'approfondimento di Fabrizio Brancoli a pagina 10. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Anche in questo caso la notizia messa in primo piano a titolo a piena pagina: violenza sulle donne, l'allarme. Nelle ultime settimane una denuncia al giorno, il dato rivelato ieri dalla PM Gallego nel dibattito organizzato da Confindustria. Tra le manifestazioni di solidarietà per Giulia, la più toccante nella partita di pallavolo femminile Under 16 a Gordino Cadore. Da 7 settimane a questa parte sono stati aperti 49 fascicoli relativi a violenze. In 46 casi gli indagati sono uomini, dati raggelanti quelli portati dal sostituto procuratore Roberta Gallego all'incontro Un giorno non basta organizzato da Confindustria. Preoccupante il fatto che solo una percentuale molto bassa delle denunce arrivi a processo, moltissime ritrattano. La Gallego ha raccontato di donne pronte ad aggrapparsi alle inferiate di Baldenic, il carcere del capoluogo bellunese, per far rilasciare gli uomini che avevano denunciato. Il volley a Gordino intanto domenica ha giocato in nome di Giulia, che vediamo in questo scatto. Giulia Cecchettin, uccisa purtroppo dall'ex fidanzato Turetta. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno, la rivelazione, l'alpinista svizzera Mezzeltin ieri a Belluno. Nel mondo degli scalatori non volevano cordate miste. Silvia Mezzeltin tra Anna Angelini e l'assessore comunale alla cultura Damiano. Ieri la grande alpinista era a Belluno per donare il suo archivio sull'alpinismo femminile alla Fondazione Angelini, ma la ticinese ha parlato anche di discriminazione. L'approfondimento di Bridda a pagina 5. Piano Neve 2023, servizio potenziato del 15% per le emergenze, 2,6 milioni di euro con 4,7 tonnellate di sale e 140 mezzi. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno
Scusate. Querovas, nuovi casi di ricorsi vinti contro le multe dell'Autovelox. Agordo Super Enalotto, una vincita di 53.000 euro al bar Miniere. E ancora dall'Alpago, branco di lupi ulula vicino alle case, impressionante. Ponte nelle Alpi, premiata la canzone della primaria, la musica l'ha scritta Albano Carrisi, l'approfondimento di Marco D'Inca, a pagina 14. Per quanto riguarda invece lo sport, Fontana lascia per motivi personali la panchina del Feltre affidata al ceco EKRL. Curling, Stefi Costantini e le azzurre per ora seconde agli europei. La diocesi invece è in lutto, Don Gino e padre Raimondo, diocesi di Belluno Feltre, doppio lutto per i fedeli, padre Raimondo una vita in missione, Don Gino dal Borgo, il prete contadino, 2 lutti in poche ore per il mondo dei fedeli. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, continueremo poi con il Corriere delle Alpi, siamo a pagina 2, un giorno non basta. Tante violenze, rari processi. In meno di 2 mesi la procura apre 46 fascicoli per abusi sulle donne, ma quasi tutte poi ritrattano e assolvono l'orco. La PM Gallego e il rapporto complesso fra vittima e carnefice. Ho visto le maltrattate supplicare davanti al carcere. Sotto accusa finisce anche una scarsa rete di servizi legati all'assistenza sociale. Roberta Gallego si dice speranzosa che qualcosa venga presto fatto per combattere quella che Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, all'inizio dell'incontro aveva definito come piaga da combattere e prevenire. Sfortunatamente nella nostra provincia non siamo immuni, ha affermato la Berton. La mobilitazione deve essere permanente, non limitiamoci a un giorno. Violenza chiama violenza, se c'è violenza non c'è crescita. Il mio appello è quello di essere uniti e compatti non solo in questa sala ma anche nella vita di tutti i giorni. Coinvolti imprenditori e manager affinché colgano eventuali segnali di disagio, assistenti sociali e medici tra gli altri nel confronto organizzato nel capoluogo in Sala Bianchi. E sempre a proposito in questo caso del femminicidio avvenuto in provincia di Venezia, abbiamo giocato pensando a Giulia, non siamo sole, parlate, parliamoci. Cartelli e nastri rossi alle scarpe delle giocatrici nell'incontro Under 16 tra Volley a Gordino e Cadore. Tutto è nato dal direttivo del club e le ragazze si sono immediatamente prodigate a organizzare. Ed ecco appunto uno scatto che rappresenta i fiocchi rossi che le giocatrici bellunesi hanno posizionato sulle loro scarpe prima della partita. Il messaggio social: partita importante, abbiamo giocato fra donne, ci abbiamo messo il cuore. Curatrice bellunese per i ritratti di donna in mostra a Milano. È stata inaugurata alla Fondazione Luciana Matalon di Milano nell'ambito delle iniziative per il Mese della Donna la mostra Marginalia di Fabio Imperiale. Si tratta di un evento culturale di grande portata di cui è curatrice una bellunese, Sandra Sanson, laureata in marketing e comunicazione che, trasferitasi a Londra, ha intrapreso un percorso nel mondo dell'arte contemporanea grazie all'esperienza con Arthur Rooms Faire. Vediamo appunto Sandra Sanson di Bribano, esperta appunto in mostre d'arte. Continuiamo con pagina 5, sempre in primo piano le donne. Silvia, la storia dell'alpinismo, ma gli uomini non gradivano. Metzlin, numero 1 mondiale dell'arrampicata femminile, ha donato l'intero suo archivio alla Fondazione Angelini. Ho scelto Belluno perché è una vera città delle Alpi nelle sue valli autentiche, genti di montagna. Questa è la sua dichiarazione che vediamo appunto in questo scatto e in una foto storica che la rappresenta su una cordata. Oggi è la festa degli alberi Neve Gal, 40 bambini e nuove piantumazioni. La diocesi invece in lutto, addio a Don dal Borgo, era il prete contadino, aveva 81 anni, lo vediamo in questo scatto. Continuiamo con pagina 7 del Gazzettino di Belluno, strade sicure anche se nevica il 15% in più di fondi. Veneto Strade si fa trovare pronta per l'inverno, investe 2,6 milioni di euro. Notizia di spalle, ecco perché scioperiamo, ora basta tagli, il quadro desolante per i lavoratori, presentato da CGIL Will. Il corteo partirà venerdì alle 10:30 dai giardini vicini alla stazione e si snoderà fino in centro. E a proposito sempre di lutti per quanto riguarda la chiesa locale, domani l'addio a padre Raimondo, una vita in missione per gli ultimi. Santa Giustina, SOS Asilo, le suore devono restare, la battaglia dei genitori per la scuola dell'infanzia paritaria Don Tiziani che rischia di perdere le insegnanti religiose. Sabato l'incontro con il parroco che ha confermato il distacco, non ci saranno più le sorelle, le ragioni sono sempre meno e vediamo in questo scatto appunto l'asilo parrocchiale di Santa Giustina.
Feltre, ortopedia un'eccellenza, parola di ex sindaco. Dopo un ricovero breve, il longaronese Pierluigi De Cesaro racconta la realtà del Santa Maria del Prato. E a Pedavena giovedì l'addio alla sacrestana investita sulle strisce. Parliamo di Ombretta Boselli. I funerali saranno celebrati giovedì mattina alle 10 a Pedavena. Passiamo a Quero Vas, autovelox illegale non può stare lì. Il giudice di pace annulla la multa di un automobilista pizzicato dall'apparecchio sistemato sulla provinciale 1. L'associazione Alte Velox annuncia la vittoria e sottolinea sentenza granitica e il ricorso del sindaco sarebbe improvvido. Santa Giustina, piscina, ha aperto il cantiere per l'efficientamento ma il servizio resta attivo. Serende il Grappa, Vaia, rimossi tutti gli schianti, conto salato per il comune. Il sindaco Dario Scopella: abbiamo dovuto svendere legname e sistemare strade, danni per 1 milione senza alcun ristoro. Siamo a Chiesa del Pago, branco di lupi ieri sera a Funes, ululavano mai visti così tanti. Erano le 21 quando Mario Zotta ha assistito a una scena francamente impressionante. La mattina era passato di là un capriolo, probabilmente ne seguivano le tracce. Ponte nelle Alpi, notizia di spalle, energia e clima, ora lo sportello è intercomunale. Iniziativa avviata 4 anni fa, al servizio hanno aderito altri enti. E adesso ad Agordina, in Agordino una notizia fortunata, possiamo definirla così. Vinti 53.000 euro al bar Miniere, mistero sul fortunato che ha azzeccato la combinazione del Superenalotto di sabato, non ha ancora incassato i soldi. Varie le ipotesi sull'identità: un residente, un dipendente di Luxottica, un turista o un automobilista di passaggio. Lo aspetta per un brindisi il titolare Ivan Bettini, mai vinta qui una cifra simile in passato, però 25 milioni di lire. Taibon, casa di soggiorno, cambio di gestione ma non gratis. Siamo ad Auronzo, turismo, puntiamo sull'estate. Per l'assessore Pais Bianco, crisi climatica e costi alle stelle incidono sulle scelte strategiche delle località di Fondovalle. L'idea è attrarre ospiti attenti e listini allungando il periodo delle vacanze da giugno a ottobre senza investire sull'inverno. Danta, opportunità europee per il territorio, comune capofila di un evento online. E ancora da Cortina, casa di riposo, sostegno di 80.000 euro dal comune, stanziamento deliberato per contrastare i rincari. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo a pagina 20, ladri nelle case mentre ci sono i proprietari. Una decina di furti tra Cavarzano e Cusighe, fanno un buco negli infissi ed entrano senza far rumore. Finora un bottino di contanti e gioielli per circa 10.000 euro. Protezione civile, 500.000 euro per nuove sedie, attrezzi e mezzi. Notizia che riguarda il territorio della provincia di Belluno. A Belluno il Coc nell'ex scuole di Levego, a Feltre nei magazzini comunali. Agordo realizzerà il centro dell'emergenza nelle vecchie officine dei congegnatori. Notizia che troviamo a pagina 22, ACC non è in crisi, addio alla pensione anticipata. Per le modifiche alla misura opzione donna, alcune ex dipendenti dell'azienda di Mel potrebbero essere costrette a 60 anni a tornare al lavoro. E sempre in merito al lavoro, aumento dei precari e taglia alle pensioni, sciopero di 8 ore con corteo in città. Venerdì alle 10.30 manifestazione con blocco della statale. CGIL e UIL, abbiamo 17 pagine di motivi per protestare. Casanova e Bridda, che vediamo in questo scatto, anziani, donne e giovani i più colpiti dalla finanziaria. Il meteo bellunese, pagina 23, sali e scendi dello zero termico ma la neve si farà attendere. ARPAV prevede nei prossimi giorni l'alternanza di freddo e temperature miti. Luciani, sui comprensori dello sci si potrà sparare soltanto tra oggi e domani. Continuiamo con pagina 25, edilizia scolastica, notizia che ci porta a Feltre, quasi terminati i lavori all'asilo del Pasquer, più spazi per i bambini. L'assessore Dalla Palma, ambiente più accogliente, tra opere e adeguamenti il progetto vale 500.000 euro. URSS Dolomiti, 4 posti letto in via Ligonte per il personale che cerca alloggio, la sistemazione costerà 85.000 euro per le opere edili e l'impiantistica. Siamo sempre a Feltre, anziana morta dopo l'impatto, filmati inviati al laboratorio. La speranza è di migliorare la qualità delle immagini per individuare il veicolo. Maria Fiabana era stata investita il 22 ottobre e purtroppo è deceduta 16 giorni dopo. Notizie brevi sempre da Feltre, serata a CAI con i film Il Ragno della Patagonia giovedì alle 20.30 e ancora alla MEN, Tomo e Villaga per il tour frazionale ovviamente, in questo caso il tour della sindaca del comune di Feltre.
Continuiamo con pagina 27, notizie che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Vaia e Bostrico, per il comune 1 milione di danni. Scopelle, 15.000 metri cubi di legno svenduti, una rete viaria da ripristinare e poi il parassita. Sedi con nuovi e potenti LED dotati di telecontrollo lungo la statale 50. Una volta terminata la sostituzione delle circa 100 punti luce, il consumo calerà di ben 2/3. Il sindaco De On: usando i fondi del PNRR rifaremo del tutto anche gli obsoleti quadri elettrici. Sandra, da project manager a protagonista della mostra che lei stessa organizza, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno e che interessa Sandra Sanson. E ancora calcio e musica bellunese in lutto. Igor Roldo si è spento a 58 anni, ex San Giorgio, organizzava il festival di Pian dei Castaldi. Siamo a Ponte nelle Alpi, i piccoli compositori all'elementare Boito sarà Albano musicare la loro canzone. Terza B e terza C sono tra gli 8 vincitori del concorso nazionale Un tesoro per noi. La canzone sarà presentata a marzo a Trento. A Gordino l'allenatore fa il tour operator per Davedino monoabitante. Roberto Paoletti l'anno scorso all'Arsier si è preso a cuore la frazione Fodoma Natia della Madre. Ha aperto una pagina Facebook, fatto fare maglia ad hoc, ha trasformato il fienile di famiglia in un museo. Lassù c'è attualmente un unico residente, ma anche Bruno presto finirà per andarsene. L'approfondimento di Lorenzo Soratroi vi aspetta a pagina 30. Altre 2 notizie della Gordino: trasporto pubblico e treno in Val Cordevole, esperti a confronto, appuntamento ad Agordo sabato alle 16:30. L'incidente mortale sulla pista da sci, la difesa fu Ongaro a travolgere Ris, notizia che interessa l'ex sindaco del comune di Cecenighe a Gordino, purtroppo morto in un incidente sulle piste da sci di Selva di Cadore. Siamo a pagina 31, Cibiana, il tavolo dei boys pronto a riaprire, il nuovo gestore arriva dal mare. Lucas Bizzocchi di Rimini ha già un'attività ad Eraclea, era tempo per me di sperimentare anche la montagna. A Ronzo la Proloco lavora al Capodanno in piazza e c'è la pista da ghiaccio. Siamo alla rubrica Cultura e Società, il saggio inchiesta, il filo nero delle stragi e la mano del burattinaio, indagine sulla parte ancora buia della storia. Esce oggi il nuovo libro di Dianese e Bettin, la ricerca della verità sui decenni cruciali dell'Italia e su ombre mai diradate. Dalla rubrica Giorno e Notte l'omaggio al sodalizio Battiato e Giusto Pio parte venerdì da Cortina all'Alexander Giraldi Hall. Al via il tour invernale di concerti, l'era del cinghiale bianco, sul palco l'Orchestra Filarmonia Veneta Giulio Casale Italea. Domani invece la presentazione alle chiese della Val Belluna raccolte in un sito da Inner Wheel Belluno. E continuiamo con lo sport bellunese, calcio di Serie D, Dolomiti, il grande giorno di De Carli, ho tirato al volo chiudendo gli occhi. Hockey, il Cortina può competere anche a un livello superiore, il presidente Bernardi traccia un bilancio positivo delle 3 giorni di Continental Cup. E ancora curling, campionati europei femminili, l'Italia non si ferma più, 4ª vittoria di file. Curling maschile, il Dolomiti fa esperienza al Red Deer Classic, ma esce dalla fase finale. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo in prevalenza sereno, salvo tratti di nuvolosità medio-alta sui settori meridionali al mattino, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.